Alla fine di tutto questo tormento, Cellino trova la soluzione, la scatola magica. Riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari interno in area, il passaggio, gol! È Gianfranco Zola il segreto del Cagliari che ritorna in Serie A, perché il Golden Boy, lo potremmo chiamare così anche se poi non è più un ragazzino, è colui che cambia letteralmente il valore dei giocatori. Pur essendo gli stessi, mette addosso a loro una polverina magica che li farà brillare. Dimostrerà insomma che quella rosa era già in grado prima di poter fare il grande salto. Il campionato è strano, è un campionato a 24 squadre, mai si era visto, 46 partite a giocare, veramente una infinità. Tutto frutto di una serie di ricorsi dell'anno prima. Aveva iniziato il Catania andando a rivendicare un successo laddove aveva perso per effetto di un giocatore schierato che era squalificato, ma poi il ricorso lo ha subito a sua volta perché anche loro avevano un giocatore squalificato che non risultava e che aveva fatto una determinata partita. Insomma, ne nasce un grande pasticcio quando ormai i campionati sembravano già fatti e per risolvere il problema si fa questo campionato a 24 squadre con una serie di promozioni che ristrutturano di fatto i campionati stessi, sia quello di Serie A sia quello di Serie B. Massimo Cellino, parlando con Ventura, ha ricevuto quelle che erano le indicazioni per il mercato, quindi oltre a Magic Box, a Gianfranco Zola, che ormai è arrivato quasi al culmine della carriera, decide di chiudere in Sardegna e di chiudere con il Cagliari, squadra nella quale non era mai stato, addirittura da ragazzino era stato scartato. C'è da comprare qualcun altro. Che cosa ha detto Ventura probabilmente durante quel mercato? Che servivano due giocatori capaci di stare tra le linee. Uno chiaramente è Zola, che Cellino riesce a riportare in Italia insieme ad un altro inglese, cioè un altro giocatore sardo che giocava in Inghilterra, e cioè Gianluca Festa, e poi altri giocatori, uno in particolare Massimo Brambilla, che gioca tra le linee, che fa il regista, che giocava con il Siena e ha fatto l'anno prima un grandissimo campionato. Per la zona interna di centrocampo invece un gran lavoratore come Loris Del Nevo, e poi altri 2-3 ritocchi. Uno è Iezzo, il portiere, come secondo portiere, l'altro è Sabato per la corsia di sinistra, e infine un ricambio anche per Zola per giocare trequartista, anche se in casa ce ne sono tanti, ed è Marcello Albino. Il legame con Gianluca Festa è anche un legame indiretto, chiamiamolo così, con lo sponsor tecnico, perché Festa è uno degli azionisti e uno dei soci della Highline, che diventa lo sponsor del Cagliari. Un legame questo, un doppio ruolo, che poi non porterà certo bene al giocatore, che quando ci saranno problemi legati proprio ai rapporti tra Cagliari Calcio e la sua azienda, l'Highline, andrà a intaccare un po' i rapporti anche interni a quello che è invece il contratto che esiste tra il calciatore e il presidente. Partenza a razzo della squadra di Ventura, che vince per 2 volte per 3-0, la prima volta in trasferta a Catania. Suazzo racconta che la prima meraviglia di Zola è semplicemente entrando in campo. Mai era capitato fino a quel momento che quando è entrato in campo un avversario si è sentito il pubblico applaudire in piedi. Ecco, a Catania, prima giornata di campionato, quando Zola entra in campo il pubblico di Catania lo applaude. Una cosa che fa capire a tutti che il nuovo giocatore del Cagliari, anche per i più giovani, è un personaggio straordinario. Ma non è solamente una figurina da portare, un passaporto per riuscire a essere trattati bene dappertutto. Zola è anche quello che segna subito di più, 2 gol nelle prime 2 partite, con Suazzo, Capone e Esposito che gli stanno immediatamente a ruota. Quello sarà un Cagliari dai tanti bomber e soprattutto che si alterneranno al momento giusto, perché questo serve in un campionato lunghissimo e difficilissimo. Lontano da casa è un disastro, perché il Cagliari perde la prima partita a Palermo, ma ne perde anche tante. Ma è un campionato strano quello che è appena iniziato, perché il Cagliari le partite in casa non le fa in casa, non gioca al Santeria, gioca ancora al Manconi di Tempio. Al Santeria si sta rifacendo il prato e prima di tornare nel suo stadio cagliaritano ci passeranno alcuni mesi. Quindi la squadra è una squadra che si logora con tantissimi ritiri, con pochissimi giorni di riposo, ma soprattutto è una squadra che in trasferta non riesce comunque ad esprimere il meglio
di sé, pur giocando, tra virgolette, in trasferta anche quando gioca in gallura. Questo dello scarso rendimento in trasferto è la prima accusa che viene fatta a Ventura. Ventura che piano piano si sentirà minato. Ricordiamo come è andato l'anno precedente. Intanto Ventura era arrivato con molti componenti dello staff che avrebbero desiderato confermare Sonetti, perché Ventura non è molto simpatico ad alcuni elementi che fanno parte della società. E questo è il primo appunto. Anche Cellino aveva avuto qualche dubbio su Ventura a fine anno sul fatto che la squadra poteva, forse già dall'anno prima, arrivare in Serie A, e il dubbio del presidente che Ventura abbia rallentato per prepararsi la squadra più forte possibile per poter fare il salto senza difficoltà. Quindi un primo tarlo di cui avevamo parlato anche nella puntata precedente. E sono già due elementi. Il fatto di trovarti spesso in trasferta non ti porta poi ad avere solamente rapporti professionali, conta molto anche il rapporto umano. E da questo punto di vista chiaramente Ventura non riesce a conquistare coloro che ci aveva contro. Il fatto che non arrivino le vittorie è la mina determinante anche per cominciare a perdere credito nei confronti del gruppo come allenatore e non solamente come persona. Questo clima piano piano finisce per attanagliare la squadra e quando Ventura smette di vincere in casa chiaramente la crisi diventa soffocante. Alla prima sconfitta, si parla di novembre, 23 novembre, contro il Piacenza 0-2, finisce per esserci anche l'esonero. Ventura va via e anche Cellino salta dalla barricata e finisce dalla parte dei più potenti, perché capisce che quello è il gruppo giusto per vincere e quindi assecondare la linea della squadra, la linea del gruppo è il modo giusto per poter tornare finalmente in Serie A. Al posto di Giampiero Ventura viene chiamato Edi Reia, un allenatore che riesce a creare immediatamente gruppo con i giocatori, quel che serviva insomma alla squadra, peraltro aiutato nel suo ruolo da Vittorio Pugeddu, che fa da secondo, uno che conosce perfettamente l'ambiente, conosce perfettamente i giocatori, è stato anche compagno di squadra di Gianluca Festa e quindi può fare un ruolo assolutamente da collante tra la squadra e il tecnico. Reia inizia con uno 0-0 a Bari, ma nel giro di pochi turni conquista il successo in trasferta, il solito bonus, perché quando vinci in trasferta il pubblico ti apprezza, è una cosa che capita raramente. Vince a Trieste con il punteggio di 2-1, un punteggio che finisce per essere capace di far dimenticare poi le prossime sconfitte, quelle successive con Salernitana e Fiorentina, 2 addirittura in trasferta. Improvvisamente il problema del mal di trasferta non è più così grave come lo era in passato. Al giro di boa, la partita vinta dalla Fiorentina in casa contro i rossoblù, il Cagliari è settimo a 34 punti ma a soli 3 punti di ritardo dalla quarta posizione, una quarta posizione che vale per la promozione. Si ricomincia immediatamente e alla ripresa del torneo arrivano 11 risultati utili consecutivi. Chiaramente questi fanno fare un salto in avanti alla squadra, non tanto nella posizione in classifica, perché il Cagliari finisce per essere ancora settimo, ma stavolta a 2 soli punti dal secondo posto, quindi a un tiro di schioppo dalla vetta. Questo permette di essere nel gruppone, essere vicinissimi a quella zona che serve per agganciarsi e per far parte del treno promozione. La sconfitta a Napoli per 1-0, gol di Dionigi, è un episodio, perché nell'arco delle 19 partite del girone di ritorno praticamente il Cagliari perde una sola volta e dopo Napoli ci sono altri 7 risultati utili consecutivi che permettono stavolta di conquistare il secondo posto ad un solo punto dalla capoclassifica, il Palermo. A 4 giornate dalla fine manca solamente l'ultimo salto in avanti, l'ultima vittoria. Potrebbe ottenerlo a Genova contro il Genoa, ma forse anche strategicamente perde 4-2 per rinviare la festa promozione. La partita che deve determinare il salto di categoria è Cagliari-Salernitana. Il Cagliari vince per 3-1 e conquista la Serie A, l'apoteosi, la fine di un incubo, la scena che improvvisamente ritorna lucente per il calcio sardo che per 4 anni aveva vissuto veramente le briciole dell'attenzione generale nei confronti della Sardegna. È una Sardegna che rinasce, è una Sardegna che rifiorisce, è una Sardegna che soprattutto si rilancia grazie anche all'immagine del suo uomo principale, appunto quel Gianfranco Zola, che porta tanta stampa nell'isola per poter fare anche semplici biografie su colui che era stato l'uomo immagine del Chelsea, che era stato un grande giocatore della nazionale, che aveva fatto grande anche il Parma in Italia e che si era caratterizzato soprattutto per la sua grande educazione. Solo per questo era diventato baronetto in Inghilterra.
poteva andare. Non abbiamo rubato nulla a nessuno. Siamo persone oneste noi sempre. Gli ultimi 180 minuti sono una passerella. Ad Avellino è Suazzo a sorprendere tutti. Gioca contro gli avversari come se fossero bambini, li supera come se fossero birilli, segna 2 gol fondamentali per la vittoria. È uno dei tanti che è cresciuto sotto l'ala di Zola. Nella partita finale 3-1 alla Fiorentina, doppietta di Langella, anche lui è uno dei grandi calciatori di questa stagione insieme ad Esposito. Insomma, il Cagliari si ritrova ad approdare in Serie A con calciatori che sanno fare gol e nel giro di poco tempo molti di questi conquisteranno anche la nazionale azzurra, a testimoniare il valore aggiunto che Gianfranco Zola aveva portato in Sardegna, senza però dimenticare la costruzione della squadra di Giampiero Ventura, che aveva trovato quei dettagli in Brambilla in particolare, che è capace di ridare sostegno alla squadra, e al presidente Cellino, che dopo aver tentato di inventarsi talenti a livello di allenatori è ritornato all'antico, andando a cercare un allenatore scafato che potesse realmente riportare il Cagliari in Serie A, forse con quegli stessi ragazzini sui quali non era stata riversata tanta fiducia alla fine del 2000, perché quei calciatori che rimarranno sulla scena per 4, 5, qualcuno anche per 10 anni, si parla di Suazzo, di Conti, di Lopez, di Abegon, dello stesso Modesto, sono calciatori sui quali bisognava puntare e che probabilmente avevano bisogno di avere intorno a loro gente entusiasta e non vecchietti che ormai erano a fine carriera.